Buon pomeriggio a tutti, sono il finanziere Scelto Checchia della compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Venezia e oggi faremo una piccola dimostrazione con i cani antidroga che lavorano lì con noi a Venezia e faremo una piccola dimostrazione di come fanno di solito una ricerca sui bagagli. Appunto qui vedete una fila di borsoni, di valigie che simulano, diciamo, le valigie in aeroporto su un nastro trasportatore e in seguito faremo una dimostrazione sulle persone, sulla ricerca sulle persone che facciamo di solito tutti i giorni nelle stazioni, nei porti, negli aeroporti e via dicendo. Abbiamo un cane, pastore tedesco, di 5 anni, Derrick, che è condotto dal mio collega, il finanziere Scelto Nicolini. E poi abbiamo un altro cane, un pastore olandese, è una femmina, si chiama Anouk, ed è in addestramento a 1 anno e 3 mesi. Quando il collega è pronto, nel frattempo vi racconto un po' cosa facciamo. Quindi abbiamo dei cani antidroga, però a Venezia abbiamo anche cani antivaluta, cioè riescono a sentire l'odore dei soldi. Abbiamo i cani antiterrorismo, cioè fanno gli attacchi sulle persone, difesa e offesa. E in breve l'addestramento di questi cani antidroga viene effettuato a Castiglion del Lago, in provincia di Perugia, dove abbiamo un allevamento di cani pastori tedeschi, pastori belgi, abbiamo labrador e abbiamo appunto pastori olandesi, e l'addestramento dura circa 6 mesi, l'addestramento del cane. Praticamente, in sostanza, il cane non viene drogato assolutamente, come molti pensano, e viene fatto giocare praticamente, per loro è un gioco, e quando riescono a trovare la sostanza stupefacente, droghe leggere e droghe pesanti, quindi hashish e marijuana e cocaina ed eroina, quando trovano la sostanza, ovunque, come vi dicevo prima, sui bagagli, sulle persone, sulle macchine, in perquisizioni domiciliari, viene dato loro un premio, che è un manicotto. Dopo ve lo farò vedere. Praticamente è un asciugamani arrotolata, bianca, e ecco, ce l'ha il mio collega. Ecco, questo è il manicotto, il premio del cane. Come vedete è un asciugamani arrotolata, bianca, e il cane impazzisce per questo gioco, è il suo premio. Quando trova la sostanza, il cane gioca con questo manicotto con il proprio conduttore e per lui è il massimo. Ok, possiamo cominciare. Partiremo con una prova in bianco, cioè senza sostanza, per farvi vedere più o meno il cane come lavora, come cerca, e poi aggiungeremo un borsone simile a questi che sono già a terra, che contiene la sostanza stupefacente. Quando vuoi. Ecco, come vedete il cane sta annusando tutti i borsoni. Si sta assicurando che non ci sia nulla. Ok, ora metteremo il borsone con la sostanza stupefacente, in cui sono inserite
delle sostanze stupefacenti come la pseudo-eroina e la pseudo-cocaina. Utilizziamo le pseudo-sostanze perché comunque per l'addestramento vengono utilizzate per sicurezza, perché il cane a contatto con la sostanza stupefacente morirebbe sul colpo, quindi per questioni di sicurezza nell'addestramento utilizziamo le pseudosostanze. Ora vedrete che il cane annuserà le sostanze, ha cominciato a sentire l'odore ed ecco si è fermato. È quella la valigia? Premiamo il cane? Ecco, il cane raspa e riceve il suo premio. Un applauso, grazie. E questa è la sostanza che era nel borsone, pseudoeroina. Quindi adesso Derrick, che ha 5 anni, sta giocando con il proprio padrone, con il manicotto. Guardate com'è felice. Hai visto papà? Un cane come lo riesce a salvare? È un po' imbarazzato perché non lavora quasi mai di fronte a tutte queste persone. Un pescatore. Ho preso storioni altri. Prendi qualcosa o vuoi... E come che prendo? Guardate come osserva il manicotto, il premio. Un altro applauso. Bravo Derrick. E io prendo quelli Prendiamo Bisogno di qualche persona? quante? 10 persone. Ok. Grandi. Io uguale. Ora faremo un'altra dimostrazione sulle persone, come vi dicevo prima, e avrei bisogno di 10 persone. Qualche volontario? Bambini no. Ok. 1. Volontari? Entrate. Prego. Ciao. Prego. Quattro. Prego. Meglio di no. Sì. Altri volontari? Grazie. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un'altra persona e basta. Ok, grazie. Nome? Liana, Annalisa, Luca, Alessio. Vanessa, Emilia, Zantulio, Loris, Eddie. Grazie mille. Allora, questa dimostrazione ci mettiamo più al centro, per favore. In cerchio. Creiamo un cerchio. Ok. Va bene così, no? Va bene così, dico. Ok. Il cane adesso, all'interno, con il proprio conduttore,
girerà e annuserà tutte le tasche, le scarpe, annuserà tutte le persone nel cerchio. Quando entrerà il figurante, cioè un'altra persona a cui abbiamo già inserito nella tasca la sostanza stupefacente, vedrete come il cane, segnalerà questa persona. Ora, quando il mio collega è pronto, eccolo. Quindi che fai? Giri? Li faccio girare? Sì. Hai chiesto se qualcuno ha fatto uso? In senso orario? Allora, signori, se potete gentilmente girare in senso antiorario. Camminate in senso antiorario, grazie. Spero che nessuno abbia fatto uso di sostanze, perché il cane è molto bravo, avete visto, e riuscirebbe a segnalarlo. Vedete come il cane annusa. Ovviamente capite bene che il caldo dà dei problemi. Ok, questa è una prova in bianco. Adesso il figurante, se può entrare, ok, vai. Adesso vedrete come Derrick si interesserà al ragazzino. Come vi dicevo, soffre molto il caldo, quindi ecco, l'ha sentita. Eccolo. È un po' stanchino, eh? Eccolo. Questa è la segnalazione che fa Derrick. Segue la persona segnalata, la persona che possiede sostanza stupefacente, e lo blocca, sedendosi di fronte. Adesso, giustamente dice, quando mi dai il premio? Adesso il collega premierà Derrick. Bravissimo Derrick, un applauso. Vai, più forte. Bravo. Forte, forte. Non lo molla, non lo molla. Sì. Ah, una corsetta ci sta. Bravo Derrick. Questo è potrei dire, il senso della vita del cane. Giocare con il manicotto, quindi con il suo premio, con il proprio conduttore. Infatti Derrick è un cane molto molto affezionato al mio collega.
ogni conduttore gestisce il proprio cane e addestra il proprio cane, e quindi quando trova la sostanza gioca con il proprio cane. Bravo! Anche furbo Derrick. A posto così, è stanchissimo perché ha caldo. Grazie, potete andare, grazie mille. Qualcuno ha delle domande da fare? Vuole chiedere qualcosa sull'addestramento, sull'allevamento, sui cani della Guardia di Finanza in generale? No, tutto chiaro. Bambini, avete qualche domanda? No, tutto chiaro. Ok, grazie, buon proseguimento. Grazie.